l'ultimo passaggio che le volevo fare era un aggiornamento sul trasporto pubblico locale e quindi volevo sapere a che punto siamo per quanto riguarda la carenza del personale, e visto che siamo anche in finanziaria le volevo chiedere quanto ha pagato TPL FVG per le corse saltate nel 2024. Carenza di personale. Allora, io esco dalla scorsa settimana dagli Stati Generali dei Trasporti delle regioni del Nord Italia, anzi di tutte le regioni d'Italia, chiedo scusa, in cui ci siamo confrontati sul tema del costo del personale. La Società dei Trasporti di Milano, in analogia dell'Urbano di Milano, ha lo stesso problema che abbiamo noi di reperimento del personale, quindi è un problema diffuso su tutto il territorio nazionale. Non dipende soltanto dalla tipologia e l'applicazione del contratto, su questo ci siamo soffermati parecchio, in molti casi è per esempio anche legato nel momento della vincita di un concorso per diventare autista di uno delle società, c'è il problema poi del reperimento dell'abitazione, insomma un problema che è molto diffuso, a cui stiamo cercando di dare una risposta grazie alle norme promosse dalla Giunta regionale, quella recentemente approvata da parte dell'assessore Rosolin su proposta dell'assessore Rosolin, e quella della legge 8 e altre che andremo appunto a proporre nella prima parte dell'anno prossimo. Riguardo alle corse saltate del 2024, ricordo di aver risposto a un'interrogazione, non ricordo più l'interrogante, credo fosse una IRI. Avevamo stimato quelle che erano state le richieste, le penali che la Regione ha applicato per il 2023, se non ricordo male il 2024 era oggetto di conteggio, guardo il dottor Volponi. Grazie, allora se puoi dare il dato aggiornato così... Sì, allora, buongiorno a tutti. Devi accendere un microfono, se non c'è devi venire qui. Ecco, se mi sentite? Sì. Allora, per quanto riguarda il 2024 abbiamo concluso da poco le valutazioni per il saldo, quindi ci sono stati 311.199 km non svolti nel corso dell'anno, la maggior parte per scioperi, che hanno comportato, che avrebbero comportato, poi vi dico perché utilizzo il condizionale, una detrazione di 936.711 euro. Di questo totale, diciamo, i chilometri non svolti per cause diverse da sciopero sono state 118.583 euro, euro di detrazione per un monte chilometri di 39.196. Quindi il contratto prevede che la possibilità di compensare i chilometri non resi per scioperi o per altre cause con maggiori produzioni, quindi in parte sono state compensate, per cui ecco, le detrazioni poi effettive sono risultate minori. Però questo è il dato, in qualche modo, ecco, noi comunque sempre non riconosciamo naturalmente il corrispettivo per corse non rese.